Giù la maschera. I sindacati uniti chiedono chiarezza una volta per tutte all'amministrazione comunale e alla Regione Veneto sul presente e sul futuro dell'ISAC di Bassano. Non è piaciuto il cambio di rotta del sindaco Elena Pavan, che prima ha pubblicamente sfiduciato il CDA delle case di riposo, per poi ultimamente riavvicinarsi alle posizioni del presidente Clemente Peserico. Questa è la maschera che CGIL, CISL, UIL e sindacato pensionati vogliono togliere alle dichiarazioni, agli interrogativi inevasi che a detta loro contraddistinguono l'operato dell'amministrazione. Noi ci interroghiamo rispetto alla posizione del Comune perché sfiduciata l'amministrazione attuale del CDA abbiamo, per quanto ci riguarda, chiesto all'amministrazione comunale di avere un approccio chiaro rispetto, sia con questo CDA che con un eventuale prossimo, un mandato forte rispetto al mantenimento della natura pubblica di ISAC sia come struttura e quindi personalità giuridica sia nella gestione. Chiediamo chiarezza da parte dell'amministrazione comunale, chiediamo che venga mantenuta la barra dritta rispetto a questo punto. Chiarezza sul destino dei lavoratori pubblici dimezzati dal 2018 ad oggi. Chiarezza sul futuro degli ospiti, anche loro in continuo calo. E poi chiarezza sugli interessi e le ingerenze dei privati, sia per quanto concerne la costruzione e gestione della nuova ala allo Sturm, sia per quanto detto e soprattutto non detto sul piano MAR. L'eventuale nuova struttura che dovesse essere creata, come verrebbe creata, da chi verrebbe creata, e questo darebbe spazio a privati, non solo del privato sociale ma anche al privato profit, come si interseca la progettualità espressa dal CDA con il progetto MAR del comune di Bassano del Grappa. Rispetto a questo ci chiediamo anche la posizione di Regione Veneto. Regione Veneto ci ha detto che si sarebbe limitata ad effettuare dei controlli di natura contabile, che ha effettuato. Noi chiediamo di più a Regione Veneto. Il silenzio di Regione ci preoccupa. Privato che non deve essere demonizzato, ma serve, come detto, chiarezza. La cosa certa è che la Regione non può più stare zitta. Noi riteniamo che la Regione deve prendere una posizione in quell'indirizzo che continuiamo a dire. La casa di riposo deve rimanere pubblica nel diritto degli ospiti, perché gli ospiti devono avere delle qualità, delle quantità di lavoratori adeguati. Pensiamo che non agire in questo caso sia agire e quindi in qualche modo favorire l'entrata del privato. Staremo a vedere.